Vai, puoi andare? Vuoi andare o non vuoi andare? Sono qui che sto andando. Di corpo, sì. Vabbè, insomma, il sondazzo su Radio Blu, insieme a G, naturalmente, e con Peppe il cacciaio, perché mi sembra una persona molto molto a modo, no? Anche in politica ci sono molti che parlano più o meno come lui, per cui anche personaggi importanti, qualcuno un po' trombato e così via. Peppe il cacciaio c'ha questa cacceria, c'ha questa pizzicheria, dove vende cacio e tante altre belle cose, insomma, che deve consegnare. A chi la deve consegnare sta roba? A chi ha fatto l'ordinazione? Ma chi ha fatto questa ordinazione? Chi l'ha fatta? Una persona che noi prendiamo a caso dall'elenco telefonico, un elenco telefonico. Allora cosa succede? Succede che questa persona dice: ma io non ho ordinato nulla, e allora Peppe il cacciaio, che c'ha sempre la pecora accanto che rompe i coglioni, praticamente chiama Guglielmo Passeri perché lui ha già caricato l'ape e Duhami, e poi succede quello che dovrà succedere. Vogliamo farlo succedere? Facciamolo succedere. Ecco che ho preso la linea e quindi vi appresto a fare un numero telefonico di quelli così. Aspetta, quale? Dove? Ah, questa, aspetta, riprendiamo la linea. Ecco, facciamo questo. E vediamo cosa succede. Naturalmente succederà qualcosa o qualcosa non succederà, non si può garantire mai la riuscita o meno di una telefonata. Via. Ecco. Pronto, signora? Chi è? Ah sì, buongiorno, è la figlia. Sì? C'è la sua mamma, per favore. Chi è? Sono Peppe il cacciaio della pizzicheria La Pecora Verde. Zitta tu. Mi passa la mamma, per favore. È Un attimo. la signora Anneda. Mamma, ti vogliono. Sei via. Pronto? Ah, pronto signora? Dica. La signora Anneda? Sì? Ah sì, buongiorno, sono Peppe il cacciaio della pizzicheria La Pecora Verde. Zitta tu. Le ho telefonato per avvertirla che le stiamo mandando la roba che le ha ordinato. Sì. Sì signora, lei ha ordinato della roba e noi gliela stiamo mandando. No, io non ho ordinato proprio niente. Ma qualcuno mi ha... Ciapponi Nedda? No, ma io Ciapponi, non... lei Sì, ma io allora... non ho ordinato proprio niente. Ma qualcuno ci ha telefonato dando questo nome, anche il numero telefonico, dice telefonatemi non appena mi mandate la roba. Zitta. No, sì, oh. Scusa, era più pecora, la pecora che avevo qui accanto, a cui dicevo zitta tu, o la signora che faceva scusa, bisogna richiamarla, la Neda, la Ciapponi. Vabbè, si richiama, ecco fatto, sì l'ho fatto. Sì. Non mi ha preso molto sul serio, non deve amare molto chi non parla. Pronto? Sì, pronto signora, forse è caduta la linea. No, forse lei mi sta prendendo per il culo. No, io non sto prendendo... capito? Ma perché mi dice così? Ma dice perché capito signore mia? mi dice così? Ma lei se mi dice che è la pecora, ecco, abbia pazienza, lei non mi sta prendendo per il culo? Ma non so che culo abbia lei, signora. Ecco, Se ha io un bel ce l'ho culo, la tutto prendo... molto grosso per ficcarmelo tutto in culo, come lei, stronzo. Che bella cosa, quasi quasi ci vengo. Zitta tu, che nel culo ci vado io, tu stai qui. Ho capito un po'. Simpatica però, questa va richiamata. Sì, va richiamata, perché è stata molto simpatica, devo dire. Molto simpatica, molto. Perché mi ha fatto proprio il verso, poi ha parlato di culo, ecco, un argomento che ci sta molto a cuore. Vediamo un po' se... Sì, no, è stata... Vediamo se questa volta è altrettanto simpatica, oppure no. Sì? Pronto signora, ma io Senta, sono, ma lei ha non ho voglia di preso prendere- l'atto nel dirle che questa è una cosa vera, non è che io me la No, sia inventata. guardi, se era una cosa Mi ha vera, preso- lei non mi faceva il verso della pecora. Ma io non stavo facendo, qui c'è una pecora che è mia moglie, che io, cioè mia moglie, si fa per dire. Ma senti, abbi pazienza, ma hai voglia di prendermi in giro? No, come Ecco. dire, c'è il culo grosso, quasi ecco, quasi. infatti, Io lascio mi anche ci la metto le pecora. persone come te e non mi telefonare più, hai capito? Zitta tu! Va bene? No, non dicevo a lei signora, anzi se lei ha anche un po' di pelo piuttosto lannoso, a me Sì, piacerebbe e parecchio. infatti, e te lo devi ficcare in culo te, infatti ci mette quelli del tuo pari, hai capito, stronzo? Simpatici, sempre più simpatica.
Io la ricapirei, infatti. Beh, bisogna anche un po' sorridere nella vita, se no addio. Vediamo un po'. Ma come animata la signora? Ma speriamo non sia animata da cattive intenzioni. Rieccoci. Pronto? Pronto, chi parla? Sei tu, la figlia della Nedda? No, buonasera. Guardi, no. qui casa. Sì, casa. Anche io non sto in casa, ma in questo momento sono in negozio. E la signora Nedda ha fatto un'ordinazione di roba che non vuole accettare, non so perché. Scusi, con chi vuole parlare lei, La signora Nedda Ciapponi in Nedda. No, guardi, Ciapponi, qui sì, infatti, è quello che io già sapevo. Se io posso venire a portare questa roba, zitta tu. Scusi, c'è una pecora qui sono della pizzicheria, la pecora verde, sa? Senta, qui la roba non la deve portare. Perché? Perché non ci vuole. Non si vuole, ma io ho già caricato l'ape. Cioè il mio garzone già sta partendo perché ha già caricato l'ape. Lo scarichi. Aspetti un attimo, lei è la figlia? No, vabbè, chiunque sia, la faccio parlare col mio garzone che è lui che ha preso la telefonata. E non ho presa io la telefonata di ordinazione. Mi scusi, la faccio parlare con lui se c'è un problema. Cerchiamo di capire perché se qualcuno ci ha fatto uno scherzo a tutte e due. Ma la signora mi ha detto del culo tutte queste cose che io non c'entro niente. Per carità di Dio. Zitta tu. Aspetti un attimo, Io non sto zitta. Guglielmo Passeri, vieni qua. Guglielmo Passeri. Parlaci tu con questa signora, con questa signorina. Pronto? Sì, buongiorno. Sono Guglielmo Passeri, della pizzeria La Pecora Verde. Guglielmo Passeri, Guglielmo, la R. Guglielmo Passeri. Allora, vediamo se ci si capisce. Allora, io qui ho già caricato l'ape, sto per partire, sto per portare questa roba. Qui è arrivata stamattina un'ordinazione, la signora ha detto Neda Ciapponi mi sembra. Allora, io gli dico esattamente che cosa ha ordinato, Un attimo, C'ho qui l'ordinazione, bello caricato l'ape. Allora, ascolta, 7,5 kg di cacio di fava di toro incazzato. Cosa? Ripeto. 7 kg di cacio di fava. No, 7,5 kg. 7,5 kg. Di cacio di fava, di toro incazzato. No, delle cose più difficili, levare il cacio di fava e toro quando lo incazzato. Poi c'è 2,3 kg di piede di zingarino e il gorgonzola cobachi. Senti. Noi si pigliano a semafori si piglia gli zingarini, gli si leva praticamente il cacio e il piede, insomma, praticamente. Ascolta. Che c'è? Pronto? Ora si è divertito abbastanza, no? Che c'era una ragazzina prima, mi faccia parlare con lei, è più simpatica. No, guardi. Io sono Guglielmo Passeri e io non sto giocando, io sto lavorando. Va bene, senta, Io gli posso allora... pagare anche il disturbo a capito. Allora, Sono già 5 minuti e sto al telefono. Allora, guardi, è 4 volte che mi chiama. Ora, ma fatto No, l'ho chiamata io, ho chiamato il mio principale. Sì, va bene, per il caciaio. allora, ma hai fatto divertire, basta, ora No. basta, perché io c'ho da lavorare un po' e telefonarmi ogni volta per... C'ho ancora 12 kg di tarzanelli di pecora stifica. Allora guarda, basta ora, hai giocato... Le ripasso Peppe il caciaio. Peppe, sì, ora parlaci te. basta, uffa, sì, Peppe il caciaio, c'ha la pecora, non c'è la mucca. Pronto? No, io non c'ho la pecora, non C'è c'ho la la pecora, mucca. guarda, te sta sto ganzo, ora basta. Perché la mucca ce l'ha un mio conoscente che fa un altro lavoro. Ora ti sei divertito abbastanza, ora basta, mi hai fatto ridere, basta. No, sei tu che mi hai detto prima che va del bene, culo. guarda, Mi hai ora- detto del culo che ce l'hai grosso. Allora, e mi hai fatto arrappare. Ecco, con rispetto brava. parlando. Allora Guarda, vai, mi è venuta voglia di vedere un bel culo grosso pieno di cellulite. No, zitta bello, tu. non ce l'ho di morto bello, comunque Ma guarda. senza cellulite o con cellulite? Senza Perché io cellulite. preferisco con la cellulite. No, io mi dispiace, guarda, sono anche una bella ragazza, però fatelo mettere in tasca dal tuo principale, non mi telefonare più, per favore. Vai, ciao caro. C'è l'urritto.
Che simpatiche tutte quante, anche questa. Era quella di prima questa, sì, beh, penso di sì. La ragazzina però rideva in un modo splendido, no? Tutta contenta, divertita. Che sa fare? No, basta, con loro basta, dai. No, con loro basta, perché che devo fare? Basta così. Andiamo da qualcun altro? Abbiamo ancora un po' di tempo. Certo che abbiamo un po' di tempo, se appena cominciamo. Vero? Sì, appunto, fammi trovare un... no, questo lo posso. Che nome strano. Dio mio. Fammi trovare un nome giusto. Cioè, mi piacciono i nomi. Ecco, sì. Facciamo questo. Ok. D'accordo. Sì. Ecco. Riprendiamo il personaggio. Peppe il cacciaio. Zitta tu, questa si era accorta della pecora. Per forza che chi non se ne sarebbe. C'è anche chi non ci fa caso alla pecora. Io sono cognomi niente male. Sì, pronto? Pronto, signora? A signora Fridda? Sì? Ah, signora Fridda, buongiorno, sono Peppe il cacciaio della pizzicheria La Pecora Verde. Zitta tu. Le ho telefonato per avvertirla che le stiamo mandando la roba che le ha ordinato. Ma che cosa? Io non saprei, guardi, non so mica niente. Scusi, la signora Malaccarni è lei? Sì, Fridda, Malaccarni Fridda. Perfetto, quindi altro che Malaccarni, qui si parla di caccio. Allora, noi abbiamo avuto un'ordinazione telefonica, zitta tu, da una persona che stamani ha detto di essere Malaccarni Fridda e ha lasciato questo numero telefonico. No, ma c'è stato un errore, perché un errore, c'è anche parecchia roba, il mio garzone ha già caricato l'appe e sta per partire. Ma no, è sicura che lei non ha ordinato nulla? Aspetti un attimo, la faccio parlare con il mio garzone, che è lui che ha preso la telefonata, se c'è un equivoco, o se forse ci hanno fatto uno scherzo a tutte e due. Ecco, dai. Aspetti un attimo, la faccio parlare con Guglielmo Passeri, che è lui che porta la roba. Zitta tu. Guglielmo Passeri, non partire, aspetta a partire, no, spengi l'appe. Che dice che questa qui non ha ordinato nulla, ma com'è possibile? L'hai presa tu la telefonata, ora ci parli tu. Zitta tu. Ora ci parlo io, sì. Pronto? Sì, Signora, buongiorno, sono Guglielmo Passeri della pizzeria La Pecora Verde. Allora, io vi... Ma senta, io sto per... la signora Frida, lei. La riconosco alla voce. Ma io sto per partire. Sta per partire lei? Sì. Vabbè, comunque, a parte questo, io voglio sapere i fatti sua, signora. Io No. riconosco la voce. Stamani è arrivata una telefonata, proprio praticamente con la sua voce, se non era lei, ci sono migliaia di morto. Ha detto di chiamarsi così, ha dato questo numero telefonico e mi ha ordinato quanto segue. Ascolti bene, Poi mi dirà lei. Io le dico cosa è stato ordinato, perché io qui ho la lista. Allora, signora... 7,5 kg di cacio di fava di toro incazzato. Figuriamoci, sono sola, vedova, si può immaginare. Cosa se ne farà di 7,5 kg di cacio di fava di toro incazzato? Capisco? Ma io sono... No, ma io la capisco, signora. Ma io le voglio dire fino a che punto sono arrivate le persone che forse ci hanno fatto uno scherzo. Aspetta, forse... Allora, 2,3 kg di piede di zingarino e gorgonzola copai. Figuriamoci. La massaggiata, è buono? No, ma io ho avuto degli interventi all'intestino. Addirittura. Senta, ma si figuri, 12 kg di tarzanelli di pecora stitica. Ma senti lì. 9 kg, senta questa, 9,5 kg di cacio con buchi di culo tipo cascine. Senti lì. Questa l'avrà assaggiata che volta? No, non posso mangiare. No, ma prima dell'intervento, signora, prima. Vengo dall'ospedale di Cardano. Questa mi dispiace parecchio, signora. 5 interventi ho avuto. Come mi dispiace. Via, no, vedi, le facevo per dire che ci hanno fatto uno scherzo. C'è qualcuno che si è spacciato per lei. Infatti, mi ha ordinato anche. Devo ritornare a Carrara. Ho capito. 10 forme di grana puttano fatto con le migliori perdite vaginali di capra troia. Con le buon gustai. Bah, quello dicevo io.
No. Mi hanno preso in giro perché sanno e non mangio. Sarà per quello. Ma forse proprio per quello che hanno fatto. Perché, senta, 10 forme poi, mia una, 10 forme di grana puttano fatto con le migliori perdite vaginali di capra troia. Questo l'ha detto bene lei, ci vuole i buon gustai per queste cose. E l'ultima cosa, guardi, do l'ultima, tanto per dirle, no, per farle sapere, sì. No, non gli consegno mia nulla, no. Senta questa, 99 confezioni, possiamo fare anche 100 a questo punto, 99 confezioni di mozzarella di negro, fresca, appena cacata, alla fragranza di merda, e questa è difficile da trovarsi, benché di negri ce ne sia abbastanza. Via la lascio perché Signora, io le faccio i miei migliori auguri per la sua salute, sia tranquilla, non gli si consegna nulla. Grazie. Tanto meno Tarzanelli, nulla, arrivederci, che tu gli vuoi fare a questa povera donna, 5 interventi, non può mangiare, io ce l'ho con chi gli ha fatto questo scherzo, da chi ci ha telefonato qui alla Pecora Verde dandoci il nome di questa persona, l'ha fatta apposta, ha detto bene la signora, perché sapendo che non può mangiare dice è roba da buon gustai questa, è roba da buon gustai, l'ha detto lei e io sottoscrivo. Ecco, per cui ora si va a fare un altro numero a qualcun'altra signora che magari sia un po' meno buongustaia, un po' più buongustaia forse, non so bene come dire, perché effettivamente è roba talmente schifosa. Sì, perché il problema spesso è quello degli zingarini, non è facile, sai, i zingarini hanno bisogno dei piedi, no? Ogni tanto c'è qualche zingarino che ci tira un piede per fare appunto il piede di zingarino. Sì? Pronto signora? Oh, a signora Brunna? o chi è? Lei la signora Brunna? Sì. Ah, buongiorno signora, sono Peppe il cacciaio della pizzicheria La Pecora Verde. Zitta tu. Le ho telefonato perché le stiamo per mandare la roba che le ha ordinato. Ma cosa ho ordinato? È del caccio signora, del caccio e altre cose. Ma è così. Ma io non ho ordinato nulla. Ma come signora? Ma questa sembra la parola d'ordine. Zitta tu, io non ho ordinato nulla. Ma si fa presto a dire che non ho ordinato nulla quando io ho già fatto caricare l'app al mio garzone. Ma io sento, ma Bruna? Bruna, aspetti, Bruna, Ercoli Bruna. Sì. Lei Ercoli Bruna è? E allora vede, lei ha ordinato della roba che noi stiamo già mandandole, ci ha lasciato anche il numero telefonico, lei forse non si ricorda. Ma io non ho ordinato nulla, mi dispiace. No, lei forse non si ricorda. Si ricorda? E che cazzo devo prendere io? Senta, guardi, 7,5 kg di caccio di fava di toro incazzato. Zitta tu, scusi ma c'è una... 2 kg e 300 grammi di piede di zingarino al gorgonzola non ho ordinato nulla, per me non c'è nulla. Ma via. Questa roba chi l'ha ordinata allora? Ma io non ho ordinato nulla. A nome suo signore è stata... zitta tu, ordinata! Se non ho ordinata, qualcuno ha fatto qualche scherzo, io non ho ordinato nulla. Lo scherzo l'hanno fatto a noi signora, come l'hanno fatto a lei. A scherzo per scherzo noi vi riportiamo questa roba. No, ma lo posso, ma io non voglio nulla perché io non ho ordinato nulla. Ma come? C'ho nemmeno un ventino, vada. C'ho nemmeno un ventino, ventino è un modo di dire Dante Guerra, proprio perché quando c'erano i 20 centesimi, beh facciamo un'altra, lasciamola perdere la signora perché non c'ha nemmeno un ventino e quindi, vedrai, no, che tu vuoi pigliare, cioè, non conviene nemmeno portare la roba, non può pagare, no, appunto. Prendiamo la linea per Benino, ecco, e facciamo un altro numero, sì, si fa, e che si vuole si fa, e che non si vuole e non si fa, allora, che c'entri il nachero coi passeri, cioè, c'è un punto in comune, ma insomma. Sì, intanto il giovane che si era dato fuoco è morto, tanto per darvi una notizia all'ultima ora non certo molto piacevole. Pronto? Pronto signora? Pronto? Pronto? Chi è? Lei è la figlia? Sì. Vorrei parlare con la signora Gina. Va bene. Grazie. Pronto? Pronto, perché ride? Perché sta ridendo? Zitta tu. Zitta tu, non ridere anche tu, pronto? Sono Peppe il cacciaio della pizzicheria La Pecora Verde. Stupido! Chi è stupido? Lei è la signora Gina. Guarda, ti avevo riconosciuto, l'ho fatto apposta. Riconosciuto chi? Vecchio dici. Sento nulla, dimmi. Non si sente nulla, c'è un rumore.
In sottofondo. È la scoppia elettrica. La scoppa elettrica, allora si scoppa elettricamente da quelle parti. Beate voi che io non scoppo nemmeno senza elettricità. Zitta tu. Allora, io sono Peppe il cacciaio della pizzicheria La Pecora Verde. Ho telefonato per dirle che le stiamo mandando la roba che ha ordinato. Vabbè. Lei è la signora Gina? Sì, Sì? sì, Sì. Ma che fa? Che continua a scoppare? sì. Ma no, mi dà noia che lei scoppi mentre è al telefono, mi scusi. Sì, Che allora- sistema è? Io sono al telefono e lei mi scoppa. E lei mi scoppa. Zitta tu che hai voglia di scoppare, ma non posso, sono al telefono. Altrimenti anche io scoppo la mia pecora e così facciamo pari. Pronto? Pronto? Si è fatto tardi. Pronto? Questi scoppano e non mi dicono niente. Adesso qua a prendermi in mano l'uccello. Arrivederci. Ma che ti devo dire? Non posso, mi incazzo. Vabbè. Ma che avere lo sciotto? Ma è possibile? Ma no, dai. Andiamo, l'ultima, si fa l'ultima. Sì, si fa l'ultima. L'ultima definitiva. Sì. Ho sbagliato il numero. No, non posso permettermi di sbagliare il numero, di invertire le cifre perché quello è il nome e su quel nome io devo in qualche modo basare la mia telefonata, la mia credibilità. Ecco qua che sì, vi stavo dando quella notizia all'ultima ora che diceva appunto che quel giovane, quello che voleva il figlio, la figlia. Pronto? Sì, pronto? Chi è? Sì, buongiorno signora. Sono Peppe il cacciaio della pizzicheria La Pecora Verde. La signora Paola? È la signora Paola? No. È la figlia? Sì. Oh, ho capito, oggi è il giorno delle figlie. Zitta tu. Mi passa la sua gentile signora madre? No, non c'è. Non c'è nemmeno il babbo? Sì, passo mio padre. Grazie, molto gentile. Arrivederci. Arrivederci, ciao. Babbo. Vieni qui. Pronto? Pronto, buongiorno, lei è il marito della signora Paola? Sì. Ah sì, buongiorno, io sono Peppe il cacciaio della pizzicheria La Pecora Verde. Zitta tu. Non c'è la signora Paola in casa? No. Le ho telefonato per avvertirla che le stiamo mandando la roba che le ha ordinato e la signora ha ordinato. Lei sapeva, no? No. È roba di pizzicheria. Cacci E allora? e affini. No, niente, mi ha lasciato questa ordinazione con questo numero, dice mi chiami prima di mandarmi la roba e io gliela sto mandando e la sto avvertendo che gliela sto mandando. Zitta tu. Ma guardi, è bene che rimandi perché si sta uscendo di casa tutti ora. State uscendo di casa e Sì. come faccio io? Ho già caricato l'app e questa roba non la posso mica riscaricare, c'è parecchia roba, sa? Ho capito, verrà più tardi, verrà in serata. Ma no, non posso venire in serata, ho altre consegne da fare, cioè il mio garzone ha altre consegne da fare. Va bene, si metta d'accordo un attimo, scusi, la faccio parlare col garzone, si metta d'accordo con lui quando potrà venire, aspetti un attimo solo. Guglielmo Passeri, vuoi metterti d'accordo con questo signore perché non c'è la signora e quindi non sa quando io escono di casa. Ma io devo partire ora. Dice, zitta tu, Ma ci penso io. Pronto? Sì, buongiorno. Io sono Guglielmo Passeri, guarda, della pizzeria La Pecora Verde. Stavo per partire io, ho già caricato l'ape e Duhami. Io, ma come si fa qui? Ho capito, ma probabilmente c'è un errore, guardi, perché... Ma come, guardi, la signora Paola? E lei ha fatto un'ordinazione di diversa roba. Come, guardi, c'ho la lista, guardi, 7,5 kg di cacio di fava di toro incazzato. Senta, guardi, siccome si parla di tori incazzati, sarà meglio che cazzi se li faccia con la sua moglie e vada a prenderselo anche nel culo, va bene? Arrivederci. L'ho lasciato parlare fino in fondo senza interromperlo perché è bene che si esprimano fino in fondo. Evidentemente un richiamino ci vuole a questo. Eccezionale, no? È stato calmo, tranquillo, però il culo ci è scappato lo stesso.
Cioè, vuol dire, si può fare di meglio, comunque vediamo. Pronto? Guardi, io non so se sia caduta la linea o se le abbia riattaccato. Nel primo caso la perdono. Nel secondo caso io vengo lì, gli porto tutta questa roba, lei la piglia, la paga, perché io non sto qui a divertirmi ma sto a lavorare. Capito? Hai capito o no? Senta, guardi un po', se si leva le corbelle non chiamo carabinieri, ha capito? L'ho già chiamati io, ha capito? Vada, ora vengo lì, gli infilo roba dai buoi da serratura. Arrivederci e bacia bimbi. I tua! È stato più morigerato, devo dire, questa volta. Sì, in effetti si è trincerato dietro la legge, cosiddetta, carabinieri e così via. Per cui io vorrei tentare una, non una rapacificazione, tentare proprio una litigata, possibilmente, se è possibile. Se poi non è possibile si chiude il sondazzo, senza problemi. Però quasi quasi, sentiamo un po'. L'ho ricavato, tanto per... Pronto? Pronto? Sì? Sì, sono sempre io, è inutile che tu cambi la voce, capito? Sì. Naccheroide, io sto arrivando e a me il telefono in faccia, tu lo sbatta, capito? Oh! E non alza la voce! Oh! Non alzare la voce! Ma chi sei? Io sono Guglielmo Passeri, capito? Ma io non conosco nessuno, hai capito che hai sbagliato il numero? No, non è vero! Come ti permetti di dire queste cose a me? Ma levati. Ma da dove devo levarmi? Da senti, un tarda da venire qui perché trovi la pattuglia dei carabinieri fuori, hai capito? Tra 5 minuti sono lì! Tra 5 minuti! 5, Sì, 3, sì, manda una 2, mascherina, vai! 1, Sì, siete su scherzi a parte, vai, la fare girata, vai! E ora? No, davvero! Siamo su scherzi a parte! Ma scalzoni! Mi ci avete fatto cascare! Guarda un po'! E ora? Ora ti mando Sandra Milo. Sì. A tappetine. E poi? E poi mi avete rotto le palle, ora basta, ma lo puoi smettere. E allora? Ma allora basta! Ma cosa vuoi, Ma cosa vuoi te da me? Ma cosa vuoi? Prima mi telefoni, fai gli scherzi, poi mi dici sto su scherzi a parte, io accetto lo scherzo e te mi dici cosa vuoi. Allora, ora basta, no? Sono contento, scherzi a parte, poi lo vedremo in televisione, ci divertiremo un sacco, ma cosa vuoi di più? Cosa vuoi? E allora? Ti do il permesso di mandarlo in onda, non c'è problema, non c'è problema. È tutta pubblicità, va bene. Bravo. Ma te che vuoi da me? Ma perché mi telefona? Perché mi disturbi? Ma va. Vuoi sapere una cosa? Anche voi tutti ascoltatori eravate su scherzi a parte, cavolo fregati! Questo era il sondazzo, ma il sondazzo è anche uno spettacolo che io, il G, porto in piazze e locali della Toscana insieme a varie altre naccherae. Chi è interessato mi chiami allo 0574 57 17 21. Allora! Se non c'è il sondazzo stasera io m'ammazzo, passerò per pazzo ma non mi importa. Ma se c'è il sondazzo io non mi strapazzo, sto qui e mi sollazzo, non mi rompete il